gusto di gelato preferito? Liquirizia. E lei invece? Mandorla. Stracciatella, perché quei pezzetti di cioccolato, è un misto di cose, buono, buono. Limone io. Cioccolato e limone. Fior di latte. Cosa stai mangiando? Menta e temacia. Matcha e mandorla. È il tuo gusto preferito? Sì. Eccoli i gusti che vanno per la maggiore. Il gelato resta infatti una delle irrinunciabili passioni dell'estate padovana, ma per chi lo produce i conti si fanno sempre più opprimenti. A pesare sono soprattutto l'aumento delle materie prime e dell'energia. Secondo uno studio di CNA Padova, latte, uova e zucchero hanno registrato rincari tra il 15 e il 25%, mentre per la frutta i rincari arrivano fino al 30-40%. A questo si aggiungono bollette più care e l'incremento dei costi del packaging. La conseguenza è un aumento del prezzo del gelato artigianale che in provincia può arrivare fino a circa 30 euro al chilo, aumenti che incidono direttamente sui consumatori. Abbiamo visto che, bene o male, noi prendiamo la coppetta, siamo sui 4 euro due gusti e comincia a essere, diciamo, un po' pesantino, ecco. Siamo passati da 3 euro a 4 euro nel giro di 2 anni, quindi già è pesantino. C'è stato un aumento anche non soltanto sul costo del gelato, un po' in generale, perché giustamente la corrente costa e quindi è tutto un susseguirsi di situazioni. Hai notato un aumento nel costo? No, nella regione Veneto rispetto al Piemonte abbiamo notato un prezzo minore rispetto a dove viviamo noi. Voi da dove arrivate? Arriviamo dalla provincia di Alessandria. E lì invece costa di più. Sì, un gelato 2 palline costa anche 4,50, questo l'abbiamo pagato 3,50 euro. L'aumento c'è in tutte le cose, non solo nel gelato. In tutte le cose, ci sono stati degli aumenti anche nel gelato, sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo vi ferma dal comprare magari il gelato? No, assolutamente no. È un piacere il gelato, quindi quando c'è quello buono ovviamente si paga anche un pochino di più, certo che l'aumento è stato notevole. Rincari che non toccano almeno chi il gelato non lo può vedere nemmeno con il binocolo. Con il diabete mi sono fregato, capisci? Questo è il guaio. Vabbè, punta magari su qualcos'altro lei. Ho eliminato aperitivi, whisky eliminati. Bevo acqua e sto molto meglio. Conduci una vita sana quindi. Guardi, c'è un piatto.